Buongiorno a tutti! Oggi è sabato, ci stiamo apprestando ad andare verso il passo San Boldo. Oggi sono con due miei amici, uno con un Kawasaki e uno con un Suzuki. Sarà un giro tranquillo. Ho preso un microfono nuovo proprio perché l'audio si sentiva molto male. Ho dato un po' di video di consigli sui microfoni da usare dentro al casco e ho preso il Rode Lavalier. L'ho provato ieri, mi sembrava ottimo, quindi oggi è il test finale, diciamo. Quando procediamo in fila con altre moto cerchiamo sempre di tenere le distanze, perché non si sa mai quelli davanti a noi cosa fanno. Sempre occhi aperti. Ci stiamo avvicinando al passo. Ecco qua i primi semafori. È meglio passare davanti a macchine? Come? Caratteristico però, non so se si veda bene dalla telecamera. Molto caratteristica sta roba. Partiamo vado se mi fermo. Adesso lo facciamo in discesa e ci fermiamo per fare un po' di foto.
Questo che fa, saporeto. Aspetta. Metti a marcia. Sono già qua chiamato. Vieni qua. Oh. Buona. Stavo morendo dal caldo star fermo. Guarda. Fine. Testa di là, moto va di là. Madonna. Se si sente un rumore di una vibrazione, qualcosa, è colpa di questo portacellulare che fa una vibrazione tra i 5.000 e i 6.000 giri. La stavo pure portando dal meccanico per capire cosa poteva essere questa vibrazione, poi ho avuto la brillante forse idea di togliere un attimo per provare e ho visto che era proprio quello che dava questa vibrazione. Non so se si sente adesso. Sentite? E qui siamo tornati nella zona dell'osteria senza oste. E continua ad esserci vino. Cartiz. Ragazzi, Cartiz. Vabbè. No, perché lì c'era il Cartiz. No, niente, non sono interessati. Ma va in culo. Pericolo!